Caldo killer. L'ondata di afa non perdona e diventa una minaccia da non sottovalutare. A Caorle una turista di 32 anni della Repubblica Ceca è annegata appena entrata in acqua. Il suo corpo è stato trovato a pochi metri dalla riva. I bagnini sono intervenuti immediatamente, i medici sono arrivati con l'elicottero, le è stata praticata la respirazione e il massaggio cardiaco, ma nulla è servito. Purtroppo la donna era già morta. Non è esclusa una congestione dovuta proprio al caldo, esattamente come era successo sabato a un bambino entrato in piscina dopo aver fatto merenda. Trasportato all'ospedale in elicottero, era stato salvato in extremis. Insomma, attenzione a questa prima ondata di caldo che nasce da una situazione meteorologica particolare. È stata una situazione intermedia tra l'anticiclone delle Azzorre, che quindi porta caldo tra virgolette normale, e l'anticiclone subtropicale africano, che porta a una situazione di caldo molto, molto intenso. Caldo che potrebbe aver contribuito anche alla morte di un 76enne stroncato da un malore mentre partecipava all'inaugurazione del nuovo ufficio postale di Ceggia. L'uomo era nello spazio riservato ai correntisti quando si è accasciato. Immediati tentativi di rianimarlo, purtroppo si è rivelato tutto inutile, l'uomo non ce l'ha fatta. Oggi l'ondata di afa non si arresta, le temperature si aggirano sui 30 gradi in tutto il veneziano, l'umidità che raggiunge vette tra i 70 e l'80% crea difficoltà soprattutto agli anziani. Fortunatamente nei prossimi giorni la situazione dovrebbe migliorare. La fase di caldo afoso è destinata a diminuire, quindi nei prossimi giorni ci dobbiamo ancora aspettare temperature sopra la media, però non in modo così significativo come è accaduto negli ultimi giorni.